Benvenuti, io sono Stefano De Stefani e sono responsabile dell'area animazione dell'Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova. Vi ringrazio per questa presentazione di un progetto a cui abbiamo lavorato per diversi mesi a partire dallo scorso luglio nell'ambito dei piani regionali di intervento della Regione del Veneto. Prima di entrare nel merito del progetto Memory Tabs, che apparirà un po' oscuro come nome, ma poi vi spiegheremo anche come abbiamo escogitato insomma questo titolo e qual è il collegamento con Ricordi Padovani. Chiedo alla dottoressa Laura Gnan, responsabile dell'Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, di farci un saluto e anche magari di dirci qual è un po' il contesto del progetto. Grazie Laura per essere qui. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora il progetto si inserisce, insomma, come appunto accennava Stefano, all'interno insomma, dei piani di intervento che sono finanziati dalla Regione Veneto, di cui il Comune di Padova è capofila per la nostra area territoriale. Grazie ai laboratori e ai workshop che sono stati realizzati, i giovani sono diventati protagonisti in una chiave nuova grazie allo scambio intergenerazionale. La formula che abbiamo adottato è stata quella delle video interviste che sono state realizzate all'interno degli spazi del PG Lab grazie alle attrezzature digitali che in questi anni abbiamo acquisito proprio perché quello spazio potesse essere al centro, insomma, di progetti di questo tipo. Benissimo, quindi un progetto che diciamo coniuga nuove tecnologie e anche scambio generazionale, che è una delle chiavi insomma, che la Regione del Veneto proponeva per i progetti del piano. Benissimo, allora io ti ringrazio insomma, per questa breve introduzione e prima di passare la parola a Laura Groppi che ha seguito con Anna Di Feo e Daniela Gabellotto lo sviluppo del progetto, ti saluto e spiego anche a chi ci segue da casa che cosa sono le memory tabs, le schede di memoria. Grazie Laura. Grazie, un saluto a tutti. Allora, parlavamo delle memory tabs. Cosa sono le memory tabs? Abbiamo pensato che la scheda di memoria è un po' lo strumento che si usa con le videocamere, con le fotocamere per immagazzinare un'immagine, un video, un ricordo. E abbiamo pensato di dare questo nome al progetto proprio associandolo anche a quello che è il significato anche di un elemento che potesse essere di connessione tra un ricordo personale e il ricordo di un luogo. Quindi uno di quelli che è i compiti di documentazione del punto video storico, punto video Toselli, ora PG Lab, nel progetto Memory Tabs, appunto schede di memoria, trasferisce nelle schede di memoria appunto dei pensieri, non dei pensieri, dei ricordi legati a persone. Naturalmente abbiamo fatto un percorso che rendesse possibile anche la formazione di gruppi di giovani che all'interno del progetto individuassero quali potessero essere i soggetti da intervistare e anche attraverso quali strumenti e quali metodi insomma, di indagine costruire un po' le sceneggiature e anche gli strumenti video che poi andassero a documentare il tutto. Però, come sentite, io sono un po' incerto su questi temi, quindi passo la parola a Laila Groppi che appunto assieme alle colleghe ha curato il progetto in particolare per la parte video. Grazie Laila. Grazie a te Stefano e buongiorno a tutti. Sì, ci piaceva l'idea di lasciare una traccia del percorso che ha originato il progetto Ricordi Padovani e che originariamente stava sotto il nome Memory Tabs perché
la Memory Tabs ha diciamo una configurazione che è molto simile al documentario di video intervista, e per fare ciò è stato necessario attivare dei percorsi laboratoriali che abilitassero i ragazzi poi a formare delle piccole troupe operative per dare forma a questo progetto e soprattutto crearne anche una sorta di standard replicabile. Questi percorsi laboratoriali si sono realizzati nel corso di circa 3 mesi con il coinvolgimento di alcune figure professionali che operano nel mondo del cinema e del videodocumentario. Faccio solo alcuni nomi dei ragazzi coinvolti: sono Piergiorgio Grande, Marco Zambrano, Alessandra Cernic e Chiara Beccatini, ma ce ne sono stati altri che sono intervenuti nel corso dei mesi e che hanno permesso di portare avanti 2 percorsi paralleli, uno più legato alla ricerca storica, che fondamentalmente si sviluppava attorno alla teoria del documentario, dal come realizzare un'intervista a come progettarla, e un percorso invece più di produzione, suddiviso in 3 blocchi operativi, ai quali abbiamo coniato diciamo dei nomi che mi piace ricordare: Soggetti immobili, Presa diretta e Storia in fila, ovvero abbiamo affrontato tutto il percorso di realizzazione di una video intervista dalla fotografia fino al montaggio. Tutta questa attività ha permesso di creare un piccolo team di una decina di ragazzi volontari che poi hanno costituito le troupe per la realizzazione delle video interviste, dove nel luogo in cui io in questo momento mi trovo per parlarvi e per presentarvi il progetto. Che dire, la cosa più curiosa è quella di iniziare a scoprire quali sono queste prime video interviste realizzate, per cui io passerei la parola al primo luogo che è stato fondamentalmente raccontato attraverso i testimoni a distanza, cioè dal luogo in cui io ora mi trovo, però abbiamo qualcuno sul posto che ci racconterà direttamente dal posto, dal luogo raccontato. Ecco Rebecca, e ci farà una piccola presentazione del protagonista di questa storia e del luogo raccontato. Grazie Laila, ci troviamo in Vicolo Ognissanti, in zona Portello. Ora alle mie spalle vedete una palestra, ma nel 1984 è stato inaugurato il Banale. E come ci ha raccontato il proprietario di questo storico locale padovano, Massimo Bertocco, il Banale è stato un punto di incontro per molte generazioni e un luogo di fermento culturale e musicale nei suoi 30 anni di apertura. Per scoprire di più su questo ricordo padovano vi invitiamo a visitare l'archivio delle storie. Ora un piccolo teaser invece. Allora, sono Massimo Bertocco, uno dei 4 che nel 1984 hanno aperto il Banale. Nel 1983 abbiamo iniziato il progetto. Abbiamo avuto la brillantissima idea, sai, la lampadina che si accende, apriamo noi un locale, cioè, avevamo 20 anni, 22, 22 anni, apriamo la cosa che ci piace. Come lo chiamiamo? Allora, dopo mezz'ora, era l'epoca che era nato Canale 5, allora lui ha detto lo chiamiamo Banale 5. Da lì togliamo il 5, è nato Banale, e dopo trovato il nome abbiamo dato anche il significato. C'è un posto molto semplice, molto easy, dove fare le cose che all'epoca non si facevano in giro. Noi siamo stati al Portello dal 1984 al 2000 praticamente.
è scaduto il contratto e ci siamo spostati in via Bronzetti, una vecchia zona piccola zona industriale dove chiaramente davamo meno fastidio. I primi anni era solo locale alternativo, quindi dentro in questo stanzone c'erano solo punk, new wavers, gente con le creste da 40 centimetri ed era proprio connotato il cosiddetto locale alternativo. Negli anni di attivi che si era aperto il Banale abbiamo segnato la vita culturale di Padova. Facevamo una media di 2 concerti alla settimana, nonché teatro, musica e musica teatro abbinate insieme. Abbiamo fatto parecchie mostre, balletti d'avanguardia, reading di poesia, insomma, tutte quelle cose che vanno sotto la denominazione di cultura alternativa. Insomma, abbiamo creato un nuovo modo di fruire i posti. Non si andava per forza in un cinema, in un teatro a vedere una cosa, si andava in un locale dove c'era anche un bar a assaporare della cultura. Serata tipo il Banale poteva essere serata di performance di balletti, performance musicale, con la parrucchiera che faceva i tagli punk in un angolo del locale. Non era frequentato solo da ragazzi, era frequentato veramente da tutta una fascia che andava dai 18 ai quasi 40 anni. Chi veniva ad ascoltare il jazz, chi veniva ad ascoltare il punk, cioè era multigenerazionale, una cosa molto bella che a Padova era un po' strana per l'epoca, perché è una città dove si divide sempre per categorie. Noi abbiamo cominciato subito con il live, dopo un paio d'anni abbiamo cominciato a proporre un po' di musica live. Il taglio che avevamo dato musicalmente era quello di avere artisti che proponevano cose originali. Tutti i gruppi emergenti di Padova hanno suonato al Banale. Un'altra cosa bellissima che abbiamo fatto è stato un contest. L'abbiamo inventato in questa maniera, si chiamava Unplugged. Cosa facciamo? Come facciamo a fare suonare 5-6 band in una sera? Ci siamo inventati questa cosa. Ognuno portava 3 pezzi in versione acustica e lì sono nate delle cose bellissime. Facevamo suonare, mi sembra, 8 o 9 band ogni sera a 3 pezzi a testa. Avevamo un fonico che era, da dir poco, eccezionale, Massimo Trisotto, che riusciva a microfonare questa banda di sciamannati. E alla fine chi ha vinto il contest abbiamo inciso un CD con tutti i pezzi, solo in versione acustica. Dopo 4-5 anni dall'apertura è diventato un punto di riferimento per tutti i padovani, anche quelli che non erano, tra virgolette, alternativi. Dopodiché diventi naturalmente un punto di riferimento anche nazionale per gli spettacoli. Quando è venuto Tony Servillo non era il premio Oscar che conoscete, era o Licia Maglietta o Bisio o la Finocchiaro, cioè erano attori. Eccoci di nuovo in diretta. Grazie mille Rebecca per averci presentato questo luogo che è rimasto sicuramente scolpito nella cultura di tante fasce giovanili di Padova, raccontata da uno dei testimoni chiave. E Rebecca, mi sa che non abbiamo più il collegamento. Eccola qui, Rebecca, ci sei? Eccoci. Ecco, Ciao abbiamo Rebecca. visto una piccola... Temo che il collegamento sia un po' ostico, per cui proseguirei con la prossima testimonianza e ci spostiamo in via Galileo Galilei. Abbiamo Michele Grassili, eccolo collegato. Ciao Michele. Buongiorno, ciao. Qua siamo in via Galilei 17 e nella casa dove ha abitato lo scienziato Galileo Galilei. E noi abbiamo intervistato il proprietario, Ettore Gasparetto, che ci ha raccontato di come hanno trovato una piccola porta che una porta misteriosa che va verso l'Odio Cornaro e all'interno del giardino della casa di Galileo Galilei, appunto. E ci ha dato un po' della vicenda di come è stata scoperta e quindi adesso andiamo per scoprire di più
su questa vicenda, possiamo vedere il teaser del video dell'intervista a Ettore Gasparetto. Mi chiamo Ettore Gasparetto, mia moglie è nata in via Galileo Galilei e tuttora ci abita. La casa è stata abitata da Galileo Galilei, ha abitato lì dal 1602 al 1610. Su questo documento c'è la mappa della casa fatta nel 1790, qualcosa del genere, in cui a un certo punto sulla parete di fondo al giardino si è segnata una piccola porta. La porta non c'era, non la vedevo, sono andato lì, ho levato la vegetazione che c'era davanti al luogo e ho visto che c'è in effetti una porta murata. Ho scavato, ho trovato la base della porta a 40 centimetri di profondità e questa porta in pratica dava su quello che una volta era l'Odio Cornaro. È un giardino all'italiana con degli orti, con un pavimento per mettere orte, e la stalla per i cavalli era nell'edificio di fronte. Poi all'inizio del 1800 invece è stato, diciamo, completamente ridisegnato come è attualmente. Bene, grazie Michele. Ti Grazie a voi. salutiamo. Grazie a voi. Ciao. Bene, ci spostiamo e saltiamo da una parte all'altra della città e andiamo fino a via Ponte Vigo d'Arzere. Grazia, dovresti essere connessa. Eccola. Buongiorno a tutte e a tutti. Noi ci troviamo in via Ponte Vigo d'Arzere, dove sorgeva la SAIMP, una nota realtà industriale di Padova che nasce nel 1904. Abbiamo intervistato Fabio Camporese, che è stato un ex operaio e sindacalista, che ci ha raccontato cosa ha significato vivere all'interno della SAIMP, vivere questa esperienza dall'interno. Quindi vi invito a guardare il teaser, una piccola anteprima di questa intervista, e approfondire all'interno delle storie che abbiamo raccontato sul canale YouTube. Io sono Fabio Camporese, 13 anni di vita alla SAIMP, un'azienda che ha radici profonde nel padovano. Possiamo dire innovazione sicuramente. Una delle prime aziende altamente qualificate nella produzione, nel montaggio e nella gestione, diciamo, di macchine utensili ad alta tecnologia. Sviluppo tra gli anni 70 e gli anni 90, diciamo. Quel ventennio ha portato la SAIMP a uno sviluppo molto alto. E futuro, perché la SAIMP guardava il futuro, diciamo. Un'azienda altamente qualificata e doveva essere gestita da altrettanti datori di lavoro che avessero questa idea in testa. Perché doveva essere un'azienda che doveva, come dire, continuare la sua attività. Eccola, grazie. Ti ringraziamo e ti salutiamo. Grazie per il contributo. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Bene, avete visto dei piccoli assaggi del lavoro che è stato fatto? Per vedere tutti i video realizzati, ovvero questi 3 primi
esperimenti di racconto di alcuni ricordi e soprattutto di rapporto tra luoghi e persone della città di Padova, potete andare sul sito www.ricordipadovani.it che vi porta all'interno direttamente del canale YouTube Ricordi Padovani, dove l'archivio di storie e memorie verrà arricchito nel corso del tempo. L'idea è che questo archivio cresca e quindi sollecitiamo chiunque abbia una storia da raccontare a contattarci, a candidare la propria storia e a produrre un video di memoria per arricchire questo archivio e metterlo a disposizione di cittadini, turisti e chiunque insomma voglia scoprire di più sulla storia della città di Padova e delle persone che hanno vissuto questi luoghi. Vi ringraziamo e per qualsiasi cosa potete contattarci sui nostri contatti su www.progettogiovani.pd.it.